Commissario Giuseppe Termine della Camera di Commercio di Agrigento, oggi un interessante confronto per discutere sugli fare investimenti a Dubai, negli Emirati Arabi. Sì, oggi abbiamo fatto questo convegno, con piacere, su spinta e interessamento dell'ingegnere Salvatore Infanta. E questo convegno si riferisce a questo rapporto che si può creare con il mercato degli Emirati Arabi. Diciamo che quanto emerso da questo convegno è in linea con il governo nazionale, è in linea con il governo regionale e soprattutto con l'assessorato attività produttive dell'assessore Tamaio, che doveva essere presente e per impegni precedentemente assunti non è potuto essere presente, però è stato presente, diciamo, tramite lo Sprint, che è un organismo regionale. Infatti in collegamento abbiamo avuto il dottor Di Matteo, che ha portato il saluto dell'assessore e nello stesso tempo ha sviscerato un po' diciamo, il compito dello sprint in Sicilia. Diciamo che abbiamo avuto un collegamento anche con la Camera di Commercio degli Emirati Arabi, la Camera di Commercio italiana, con la dottoressa di funzionaria che ha dato un saluto e ha spiegato un po' la problematica. E l'incontro è stato molto seguito da parte degli imprenditori, da parte dei professionisti, dell'ordine dei mediatori, e abbiamo avuto la presenza anche della scuola Politi tramite l'ingegnere Cuffaro, che ha assistito con interesse diciamo, al convegno. È un fronte nuovo che si apre, un fronte interessante per le aziende della nostra provincia, che possono pensare, avere l'opportunità di investire a Dubai, investire non solo finanziariamente, ma investire con il proprio lavoro, perché c'è un campo diciamo vastissimo che si apre, e quindi è qualcosa di utile per la provincia, per far sì che questa nostra provincia possa andare avanti economicamente, finanziariamente, e quindi per la Camera di Commercio è un piacere portare avanti queste iniziative per l'interesse collettivo. Una sintesi di ciò che è stato un interessante dibattito su investimenti a Dubai, negli Emirati Arabi, che la vostra Camera ha organizzato. Sì, la giornata di oggi è stata dedicata a due temi fondamentali, quella della internazionalizzazione con l'esplorazione delle opportunità di investimento nel settore immobiliare presso gli Emirati Arabi Uniti, e abbiamo anche aperto un focus sulle iniziative camerali in materia di innovazione digitale con il bando del PID Next, un'iniziativa che è finanziata dal Ministero delle Imprese e che in collaborazione con Unioncamere e le Camere di Commercio di tutta Italia, compresa quella di Agrigento, intende assistere le micro e piccole imprese del territorio, anche agrigentino, nella transizione digitale e nell'assessment e nella individuazione, diciamo, di quelle che sono le difficoltà che ci sono nella digitalizzazione dei propri servizi, cercando di accompagnarle nell'acquisizione di quelle conoscenze e di quelle competenze che possono aiutare a competere nei mercati locali e anche in quelli internazionali.